Il Friuli è una terra magica, ospita una ricchezza di ambienti straordinaria e ciascuno di essi è diverso dagli altri. Sembra il tassello di un complesso mosaico che offre paesaggi sempre nuovi. Quello della Valresia è un esempio di questo valore aggiunto che coniuga da una parte l'integrità della natura alle origini della sua popolazione. I suoi abitanti sono i discendenti di una comunità slava giunta qui probabilmente durante le invasioni degli Avari e dei Longobardi. La loro lingua, che resta ancora oggi quasi un mistero, le loro tradizioni, gli usi, i costumi, la musica, la danza affondano le radici in una cultura unica e originale. Nonostante questa diversità, che ne fa un patrimonio di grande importanza, i resiani hanno assorbito molto dalla cultura e dalla storia friulana. Le rocce delle sue montagne sono abbaglianti e quelle del Monte Canin sembrano brillare di luce propria. Questo gigantesco castello di pietra chiude e domina la Valresia come un custode silenzioso. Le acque della valle si colorano con le tinte dei boschi e delle nuvole. Le luci filtrano dentro a foreste dense e piene di vita. La Valresia è una bella valle incastonata fra le Prealpi e le Alpi Giulie. Si trova al nord-est del Friuli Venezia Giulia, confina con la Slovenia, sul Monte Canin appunto c'è il confine con la Slovenia ed è a 4 passi da quelle che sono le valli del Fella. È una valle laterale che si sviluppa su 120 km quadrati, compresa la valle limitrofa che è la Valle Ducea, sempre all'interno del comune di Resia, e dove si è insediata una popolazione già a partire si pensa dal 600. Le montagne che fanno corona alla Valresia sono di natura calcarea. Una parte di esse, come la catena del Musi, il Monte Lavara e il Monte Plauris, appartengono geograficamente alle Prealpi Giulie. Sono montagne aspre e severe. Sul versante nord mostrano in genere pareti di roccia friabile, mentre a sud i versanti sono erbosi, con pendii molto ripidi e pericolosi. I resiani si sono insediati in questa bellissima valle già a partire dal 600, ma probabilmente si sono inseriti dopo una permanenza dei Celti. L'isolamento mantenuto da questa popolazione nella valle ha sviluppato un genoma tutto particolare. Le indagini genetiche iniziate già nel 1986, conclusesi nel 2013, hanno determinato che la popolazione resiana non ha comparazioni con tutte le popolazioni europee. L'indagine genetica commissionata dalla regione Friuli Venezia Giulia, che ha atteso mappare 6 popolazioni rimaste isolate per un lungo periodo nella storia, hanno dato dei risultati che per Resia risultano incredibili. Siamo una popolazione che non ha raffronti in Europa. Rispetto alla popolazione europea, come si può evincere appunto da questo studio, si nota come i resiani, a differenza di tutte le popolazioni che si inseriscono all'interno dell'area europea, partendo dalla Finlandia finendo alla Spagna, i resiani invece sono isolati, hanno creato un'identità unica nel panorama europeo. Entrare in questa valle friulana significa prendere contatto con una dimensione primitiva della natura. È un microcosmo che il tempo sembra non aver scalfitto e che ha conservato nei millenni le meraviglie di numerosi angoli gelosamente custoditi dai valligiani. È una valle ricca di acqua purissima e cristallina come poche. È una delle zone più piovose d'Italia. Un'acqua che scorre dentro alvei tormentati da cascate di ghiaia e da enormi e candidi massi trasportati probabilmente da antichi ghiacciai. L'isolamento mantenuto appunto dalla popolazione di Resia ha consentito lo sviluppo di una lingua tutta particolare, una lingua autoctona che si è conservata nei secoli attraverso principalmente la musica e attraverso i canti. È una lingua particolare che ha mantenuto la sua identità fino negli anni 2007, quando poi naturalmente è stata catalogata all'interno della grande lingua slovena e quindi è stata catalogata fra i 120 dialetti appartenenti alla lingua slovena. Qui la popolazione comunque insiste nel fatto di dire che è una lingua autoctona, visto che tanti studiosi a partire dal 1780 sono venuti a Resia anche da San Pietroburgo per studiare questo tipo particolare di lingua. Ricordo i maggiori
Seraśniewski e specialmente Jean-Baudouin de Courtenay sono venuti appositamente nel 1880 per studiare la lingua resiana. Gli studi sono andati avanti stanno continuando ad andare avanti perché ha un unicum veramente particolare questa lingua, perché si è conservata solo all'interno di questa valle. Non si sapeva italiano, la gente sapeva solo il resiano parlare. E nessuno sapeva l'italiano. Noi abbiamo cominciato la scuola per imparare l'italiano perché non sapevamo niente, zero. E i vecchi uguali, sì, non sapevano neanche scrivere, no. 6 agosto, che basera. Gooi di chiamare Tadina Zero, gooi di chiamare Ma te da sumo. Eucoticus. La lingua resiana si è sviluppata in maniera autonoma, forse naturalmente appartiene al grande ceppo slavo e quindi all'antico slavo, e ha mantenuto questa caratteristica pur inserendo al suo interno alcuni prestiti provenienti principalmente dall'area friulana, perché essendo sempre collegata all'abbazia di Moggio ha preso a prestito parecchie parole romanze, e ultimamente invece sono state inserite anche delle parole che provengono dall'area diciamo austriaca, perché naturalmente essere appartenuti a un centinaio d'anni all'impero austro-ungarico ci sono stati dei prestiti anche da quella lingua, e ha mantenuto sempre la sua caratteristica, la sua unicità. Prova ne sia che anche raffrontandoci con i vicini sloveni di Plezzo o di Lusevera, quindi delle valli del Natisone o delle valli del Torre, non riusciamo a capirci e quindi usiamo sempre una lingua veicolare che è l'italiano. Tra splendidi boschi di faggio, a 2 passi dall'abitato di Lischiaze, si apre un'impressionante gola rocciosa che nasconde la cascata di Barman, la cui portata si può apprezzare subito dopo un periodo di piogge. Le faggete salgono fino ai 1000 metri di sella carnizza, sulla quale si aprono i suggestivi prati, con i caratteristici stavoli di pietra e la chiesa dedicata a Sant'Anna. Da qui un bel sentiero con numerosi tornanti sale alle bocchette dello Zajavor, che si affacciano sulla valle del Musi e su Ucea. Salendo in quota il panorama verso nord diventa sempre più aperto su molte cime delle Alpi Carniche e Giulie e soprattutto sul dirimpettaio massiccio del Canin. A Sella Carnizza la natura offre interessanti dettagli vegetali che stimolano la ricerca di piante, muschi, felci e fiori di tutti i tipi. La tipicità della casa resiana naturalmente si riscontra solo in alcuni paesi, perché a seguito del terremoto quasi completamente distrutte tutte le case sono state ricostruite un po' in maniera non rispettosa di quella che era la tipologia della casa resiana. Alcuni esempi si possono ancora trovare nelle case ormai abbandonate, a Prato ce ne sono un paio ma la maggior parte sono rimaste così isolate nei borghi, però si possono notare ancora la tipicità della casa resiana proprio a Stolvizza e a Coritis, che sono 2 paesi naturalmente che sono stati marginalmente toccati dagli eventi sismici. Diverse sono le minuscole frazioni della valle. Alcune, fino a qualche decennio fa, erano raggiungibili solo attraverso mulattiere e passerelle, che ancora oggi superano torrenti e corsi d'acqua, sulle cui sponde vegetano in primavera bellissimi esemplari di fiori. Case ghost sono oggi raggiungibili con una comoda strada, ma resta comunque in vita la mulattiera che dalla passerella sul torrente Resia conduce tra una bella vegetazione, rumorosi salti d'acqua e antiche testimonianze del passato fino alle prime case del villaggio, ai piedi della catena del Musi. Il torrente Resia è molto scenografico. L'acqua è un elemento che caratterizza in modo importante la Val Resia, considerata non a torto una delle zone più piovose d'Italia. I resiani sono un popolo di viaggiatori.
Nella valle non sono solo gli arrotini ambulanti i depositari di antichi mestieri artigianali. Anche alcuni ortaggi coltivati nei piccoli appezzamenti della zona erano un buon viatico per trovare qualche opportunità di guadagno nelle città più lontane. E sono tuttora i fagioli, ma soprattutto l'aglio, i prodotti più ricercati, in virtù delle loro caratteristiche peculiari di ecotipo, che si sono conservate grazie all'isolamento della valle e alla sua biodiversità. Io non muoio sunze che de perché venette ves insomma sume. Dal momento che la Val di Resia è una valle chiusa, quindi nell'arco di tanti decenni il nostro aglio, il nostro seme è rimasto sempre intatto. L'aglio poi in primavera si risveglia e incomincia a fare la sua vegetazione, comincia a fare piano piano le prime foglie, arriva a farne 11 di foglie. E si toglie a giugno quando il fiore è nel punto giusto per poter fare i vasetti. Dopo un 15-20 giorni da questo trattamento, insomma forse anche un mesetto, c'è appunto la raccolta invece del bulbo dell'aglio, ecco. Questo prodotto non ha conservanti, allora per avere una maggiore conservabilità guardiamo la luna vecchia. Allora l'aglio viene raccolto e fatto essiccare su questi scaffali qua. Una volta pulito, in questo modo io cerco anche di pulire il gambo in modo tale che sia bello pulito. Il nostro aglio, per essere aglio di Resia, deve avere dai 6 agli 8 spicchi, altrimenti non è aglio di Resia. Brada. La natura nella Val Resia ormai sta prendendo il sopravvento rispetto a quelle che sono state le tipicità agricole precedenti. Prima l'economia era basata sull'allevamento e sullo sfruttamento delle risorse locali silvopastorali, per cui ogni casa aveva anche vicino una stalla. Dopo il 1976 ha preso il sopravvento la natura perché la maggior parte dei territori è stato in qualche modo lasciato a se stesso. Questo ha determinato anche la necessità di creare e di avere un parco delle Prealpi Giulie, perché qui a Resia si sono sviluppati, grazie a quelle che sono naturalmente il concorso di 3 climi, il clima mediterraneo, il lirico e norico, chiaramente ha determinato lo sviluppo di quello che possono essere degli endemismi tutti particolari che riguardano sia la flora che la fauna. Ma una cosa particolare sono i piccoli diciamo coleotteri che ci sono o lumache. Sopra i ciclopici massi del torrente Resia si affaccia l'abitato di Prato, con la chiesa di Santa Maria Assunta che fu edificata a cavallo tra il 1600 e il 1700. Il Pustigoste è un bel terrazzo prativo tempestato di stavoli, ai piedi del Monte Sarthe. L'isolamento e il carattere ruvido dell'ambiente non ha condizionato solo il paesaggio, ma anche la gente che qui ha trovato nei secoli un rifugio sicuro e un'opportunità di sopravvivenza. Gran parte del fieno lo facevano a bassa quota e sopra, siccome c'erano tante bestie, quello sotto non bastava, no? Maggio, giugno cominciavano a salire sulle montagne, che qua su fino ad aprile c'è la neve. Allora a maggio, che era maggio-giugno al massimo, venivano su i più anziani, perché le madri dovevano accudire ai bambini. Allora i nonni, che con una certa forza venivano su, e qui stanziavano tutta l'estate con le bestie che pascolavano. C'era la possibilità di falciare, andavano a falciare anche lungo i pendii del Monte Sarthe, e questa vita diciamo è andata avanti fino agli anni 50. Uno degli ultimi villaggi della Val Resia è Coritis. Qui la valle si restringe fino a chiudersi in prossimità della Malga Côte. C'è ancora qualcuno che ritorna a dare vita, magari saltuariamente, all'anima delle case. Una volta non c'era la strada qui,
Portavano prima col mulo su la roba. C'era il negozio e vendevano un po' di tutto, insomma. Tempo dopo è arrivato anche il telefono e dopo hanno messo su anche il bar e dopo l'hanno tolto col terremoto e è andato via tutto. Noi andavamo a scuola qui, c'era la maestra che insegnava tutte e 5 le classi. D'inverno eravamo 14 bambini ed d'estate eravamo di più perché quelli giù a Oseaco venivano su in montagna con le mucche e andavano qui a scuola. E dopo verso il 61 è arrivata la luce. Passa 100 anni fa hanno costruito anche la chiesa, la gente del paese qui facevano tutto loro. Quando è stata finita sta chiesa è venuto il vescovo a benedire da Ucea, ha fatto tutta la montagna a piedi per venire a benedire la chiesa. Da Stolvizza una comoda mulattiera sale agli Stavoli Ruschis attraverso un fitto bosco di pino nero che nasconde piccoli corsi d'acqua ed eloquenti segni di devozione. Gli stavoli ben conservati sono interessanti per le numerose e antiche meridiane incastonate sui muri di pietra e per la posizione dalla quale sono visibili le isolate montagne della zona. I resiani nella loro storia si sono cimentati in tanti mestieri, uno in particolare balza l'attenzione, che è quello dell'arottino. Questi artigiani si spostavano da un posto all'altro sia dell'Italia che dell'Europa per svolgere la loro attività. Partivano in primavera, rientravano probabilmente verso la fine dell'autunno e quindi esportavano tutta la loro capacità, specialmente nel mondo austro-ungarico. Una delle malghe più antiche della Valresia e storico patrimonio di un mondo rurale in via di estinzione è quella di Kot, dove si coniuga l'allevamento di pecore e bovini all'ospitalità estiva. Da qui lo sguardo corre senza ostacoli lungo tutta la valle. In primavera i prati di Malga Kot, grazie all'elevata piovosità, si accendono di un bel verde brillante, contrastato solo in parte dalle chiome dei faggi che costellano quasi tutta la valle fino a Stolvizza. Noi siamo arrivati qua a Malga Kot 3 anni fa. Abbiamo sempre avuto l'azienda di famiglia, mio padre ha avuto sempre le pecore, poi pian piano abbiamo inserito i cavalli e 3 anni fa abbiamo cominciato a inserire anche i bovini. È un lavoro che appaga tanto la passione e che alla fine della giornata si è contenti di quello che si è fatto per passione. Io ho sempre avuto le bestie tutte, sapendo la passione di mia moglie per gli ambienti e per gli animali, ho trascinato anche lei in questa grande avventura. E io ho seguito mio marito in questa avventura perché la nostra è una grande passione, è stata una scelta facile perché abbiamo passione per gli animali, per gli ambienti, il fatto di stare con la gente e la montagna. Noi siamo grandi appassionati di montagna. Prima di avere la Malga ogni momento era buono per andare in montagna. Sicuramente qui a Malga Kot per noi non è un sacrificio, si vive meglio che non giù. La mattina si comincia abbastanza presto, di solito verso le 5 si parte con la mungitura, si radunano gli animali e si cominciano a mungere. Ecco, noi con l'agriturismo facciamo dei piatti tipici che purtroppo non sono resiani perché non avendo una cultura resiana è un po' difficile fare i piatti resiani, comunque sono dei piatti tipici friulani. Il primo anno siamo partiti facendo solo il periodo di apertura durante la monticazione, cioè da giugno a settembre. Poi piano piano abbiamo cominciato a avere riscontro dalla gente, allora abbiamo cominciato a aprire a Pasqua e a chiudere verso la fine di novembre. Le giornate qua, anche se sono lunghe, non ci si annoia mai, c'è sempre qualcosa di diverso. Un giorno capita che si presenta la mucca al mattino col vitellino che l'ha partorito da solo, o un giorno ti trovi una mucca in mezzo ai tavoli perché è scappata, o un giorno devi correre dietro i conigli perché scappano, o ti viene a trovare un piccione viaggiatore che è rimasto qua 15 giorni, che si vede si è fermato a riposare da noi, o arrivano i cervi a fare il bagno nella pozza delle mucche durante il periodo del bramito. Lavoriamo con passione, ci piace il nostro lavoro e facciamo parte anche noi della natura. Questo sicuramente
è un punto strategico per partire, per fare tanti tipi di escursioni, da quella del semplice passeggiata della domenica di un'oretta a quella più impegnativa come l'Alta Via Resiana. Da qui si può partire per andare a vedere il Monte Guarda, da dove si può vedere tutta la vallata dell'Isonzo, oppure si può fare tutta la cresta fino giù a Oseacco, oppure ci sono montagne un po' più impegnative come sono la Baba Grande, oppure si può partire per l'Alta Via Resiana, che è una bellissima alta via che fa tutte le cime del massiccio del Canin per poi risalire anche sulle cime del Sart. In più qua passa anche la via Alpina Gialla, che è un percorso che si sviluppa per parecchi chilometri partendo da Muggia e arriva fino nella Carnia. Nella stagione avanzata la malga si tuffa in un silenzio irreale e in una tavolozza di colori caldi che esaltano la purezza del cielo. La stagione autunnale consente di apprezzare le meravigliose sfumature pastello e i neri profondi delle ombre, in un ambiente selvaggio e suggestivo. Dai prati di Carnizza la strada scende verso Ucea e la Slovenia, mentre un bel sentiero conduce in breve tempo ai ruderi di Casera Nische, posta su una bella terrazza che domina la Valresia e il gruppo del Canin. Da qui inizia l'interminabile cresta erbosa che, toccando le cime dei monti Stregone, Nische, Chila, Banora e Guarda, arriva fino alle Babe e al massiccio del Canin, in uno splendido scenario prealpino di montagne brulle e solitarie, ma sempre ariose e panoramiche. In ogni piccolo lembo di montagna l'autunno conferisce alle foreste quell'abito della festa, ricco di colori, che tutti conosciamo. Ma qui, in Valresia, la stagione che precede il grande sonno invernale ha qualcosa di diverso e particolare. L'intensità e la profondità della gamma cromatica autunnale delle foglie di numerose specie vegetali dipendono spesso dalle temperature del giorno e della notte, dalla luminosità, dall'umidità e da altri importanti fattori che di anno in anno producono effetti sempre diversi. Nella magia della neve, Sella Carnizza assume un aspetto fiabesco, che è esaltato dal silenzio che improvvisamente si appropria dell'ambiente. È l'apoteosi di uno spettacolo unico ma di breve durata, che mette in scena quanto di meglio la natura ha saputo immaginare. Una natura che con la Valresia è stata molto generosa, regalando piccoli tesori da assaporare lentamente, ma soprattutto in silenzio.